La musica che abbiamo scelto è musica accogliente per lo spirito del carnevale, pensando sempre che noi siamo un luogo di cultura, ma la cultura deve essere, non va mai vista con troppa soggezione, altrimenti poi dopo, come dire, rischiamo di ritrovarci con gli stati d'animo delle scuole quando dovevamo essere interrogati. La cultura è la cosa più vicina alla nostra vita, è la nostra vita di tutti i giorni. Al via la programmazione carnescialesca del Gran Teatro La Fenice, che per questa occasione propone due titoli di rara esecuzione del catalogo mozartiano, Il sogno di Scipione e Il Re Pastore. Entrambi i pezzi sono due pezzi del giovane Mozart, addirittura il sogno di Scipione del giovanissimo perché aveva 15 anni, qui ne aveva 18, ma comunque parliamo sempre di un giovane talento che in questa musica ci fa sentire tutta la vitalità rispetto a questo mondo del teatro musicale che lui stava esplorando. Poi sarà la volta di Rossini. Domenica prossima arriva l'Italiano in Algeri. Italiano in Algeri di Rossini, Gioachino Rossini, compositore legatissimo a Venezia, che a Venezia ha iniziato e finito la sua carriera italiana, la vede con l'Italiano in Algeri proprio del 1813, quando aveva 21 anni, vede proprio facciamo una produzione nuova di quest'opera che Rossini aveva scritto per un teatro veneziano nel 1813. Quest'anno non ci sarà il ballo della cavalchina, ma Abbiamo due serate su Italiani in Algeri che continuano dopo lo spettacolo con un cocktail alle Sale Apolline. Le Sale Apolline che sono sempre state un luogo di musica, in passato anche di intrattenimento,